Gli straordinari miracoli eucaristici che si stanno susseguendo in una chiesa di Gela. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di quanto sta accadendo a Gela, che è una cittadina, un piccolo paese della Sicilia, in cui da circa 6 mesi a questa parte stanno avvenendo dei miracoli eucaristici. È un fenomeno veramente straordinario perché da circa 6 mesi se ne sono verificati ben 3. L'ultimo è avvenuto domenica scorsa, il 6 febbraio del 2022. Ma andiamo per ordine. Qualche mese fa, durante la consacrazione dell'ostia, si è formato un piccolo foro da cui è passato un raggio di luce. In un'altra occasione, sempre nel corso della consacrazione dell'Eucarestia, nella particola diventata corpo di Cristo, si è formata una macchia simile al sangue. E ora vediamo quello che è accaduto domenica mattina, domenica 6 febbraio 2022, durante la consacrazione. La chiesa era molto affollata e quindi testimoni di questo fenomeno sono state molte persone, oltre ovviamente lo stesso sacerdote e i chierichetti, i cocelebranti, diciamo, e i preti cocelebranti. Praticamente che cosa si è visto? È successo che durante la consacrazione l'ostia ha iniziato a presentare il volto di Gesù Cristo, cioè è apparso sull'ostia al momento della consacrazione il volto di Gesù Cristo come una sorta di bassorilievo. Il prete poi, che si è accorto di quanto avveniva, come coloro che erano intorno a lui sull'altare, ha proseguito e poi ha praticamente frantumato l'ostia, no? Come prevede il rito della consacrazione, solo che al momento dell'Eucarestia ha raccolto le particole praticamente dell'ostia miracolosa, insomma, su cui si era formato il volto di Cristo, e ha deciso di non distribuirle ai fedeli, ma di custodirle nel tabernacolo. Chiaramente sono in corso degli accertamenti come nei precedenti miracoli eucaristici e per quello tacciamo il nome della chiesa, diciamo soltanto che è avvenuto il miracolo a Gela, che è una cittadina insomma che si trova in Sicilia, ed è importante dare questa notizia, sottolineare come il Signore stia dando dei segni importanti per richiamare tutti noi alla conversione. E del resto, ecco, il fatto che siamo negli ultimi tempi è confermato proprio dal fatto di tutti questi segni che il nostro Signore ci sta dando, addirittura in questo caso 3 miracoli eucaristici nel giro di 3 mesi, poi c'è stata l'apparizione della croce di fuoco nei cieli della Siberia, del volto di Cristo in un monastero un poco distante dai confini dell'Ucraina, che è una zona in cui è molto a rischio per lo scoppio di una guerra mondiale. Quindi è scritto proprio nel Vangelo che negli ultimi tempi sarebbero stati dati dei segni. Quindi cerchiamo in questo periodo di tempo in cui ci troviamo alle porte della Quaresima, che la Madonna ha detto essere tempo di grandi grazie, di cogliere questi segni, questi richiami, questi appelli alla conversione, perché quando incominceranno ad accadere gli avvertimenti che sono stati enunciati, formulati, rivelati per quanto riguarda il loro accadere, ma non ancora nei dettagli, e dai veggenti di Medjugorje e dai mistici veggenti di Garabandal, sarà troppo tardi per la conversione. Cerchiamo di non farci trovare impreparati.
compiamo la confessione settimanale, perché come diceva Padre Pio, l'anima è come una stanza, anche se uno non ci entra e non la abita, sempre si riempie di polvere, quindi mi raccomando, non trascuriamo la Santa Confessione, la Santa Messa, la Comunione, la partecipazione all'Eucaristia, l'adorazione eucaristica anche a tabernacolo chiuso, perché come diceva Gesù a Santa Alexandrina Maria d'Acosta, visitare i carcerati è un'opera di misericordia spirituale e quindi non bisogna assolutamente lasciarsi distrarre dalle sirene del mondo e vivere in questo tempo, in comunione e in intimità con Cristo attraverso la preghiera e i sacramenti. Il Signore ci sta dando dei richiami, sta rendendo visibili dei fenomeni sovrannaturali, proprio per indurre anche coloro che sono scettici a credere. Prima che sia troppo tardi, accogliamo l'appello a pregare, a convertirci, perché siamo vicini, molto vicini all'incontro con Cristo, soprattutto nella nostra coscienza. Questi sono tempi in cui è necessaria la presenza pacificatrice di nostro Signore Gesù Cristo, soprattutto nei tormenti della nostra anima e del nostro cuore e delle nostre menti. Quindi preghiamo, preghiamo come ci esorta la Madonna di Medjugorje. Bene, io mi fermo qui, vi ringrazio tantissimo per essere sempre in tanti a seguirmi, vi benedico e pregherò per tutti voi e voi anche, ricordatemi nelle vostre preghiere. Vi saluto tantissimo, vi voglio bene e vi auguro una santissima giornata.